Pioggia zero, di neve neanche più l'ombra. Un periodo di siccità come quello che sta caratterizzando l'inverno di quest'anno non si verificava da tempo e per quanto possa sembrare assurdo, nonostante le temperature decisamente basse, si sta registrando anche nel Padovano un allarme incendi, tanto che i vigili del fuoco hanno intensificato di molto il loro lavoro, un fenomeno che, ci spiega l'esperto, distingue il Veneto dalle altre regioni d'Italia. Periodi di pericolosità associato, come vediamo alle spalle, a periodi di forte vento possono determinare parecchio rischio di incendio boschivo. Pertanto è necessario che vengano prese delle precauzioni anche da tutti i cittadini. A cominciare dall'evitare di bruciare sterpaglie come è uso o praticare da sempre proprio in inverno. E poi c'è tutto un discorso legato anche alla scarsità d'acqua. Come siamo messi qua? Allora, per la scarsità d'acqua noi come estinzione degli incendi boschivi spesso e volentieri ci raccordiamo con quelli che sono gli acquedotti pubblici che allo stato attuale comunque garantiscono una buona fornitura idrica.